ritroviamoci insieme anche oggi. Abbiamo il piacere di avere con noi Giorgio Sbrissa, che è il direttore generale nonché l'amministratore di ENAIP Veneto, importante ente per la formazione. Mi verrebbe da dire a questo punto di che cosa parliamo in questa puntata, perché eravamo partiti per parlare di formazione continua, infatti il titolo è Non è mai troppo tardi. Dopodiché, chiacchierando fuori onda, scopro che c'è stata recentemente la VET Week, vale a dire la settimana europea della formazione. Beh, forse in Italia ce ne siamo accorti poco. Ma spesso lamentiamo un'assenza istituzionale del nostro paese su quei luoghi dove si decide del nostro futuro. La settimana della formazione professionale, questa VET Week, è l'evento nel sistema educativo più importante a livello europeo e di risulta anche a livello nazionale. È una settimana di confronto dove la Commissione comunica quali saranno i suoi prossimi impegni strategici per il futuro. Commissione europea. La Commissione europea. In particolare intervengono i livelli più alti, cioè la commissaria Marianne Thyssen, che insieme con i suoi dirigenti dà un quadro di come si investiranno i soldi. Quando parliamo di formazione europea parliamo in particolare di molta formazione continua, a coerenza a quello che noi avevamo pensato. Parliamo di come l'Europa investirà in innovazione, perché la formazione professionale è innovazione e in ricerca. La Commissione europea ha già dato dei quadri di investimento, dobbiamo passare da quello che noi abbiamo conosciuto come un 4.0 a una parte più, io la definirei più realistica da quella concettuale del 4.0. Noi sappiamo che nel 4.0 è l'interfaccia, esistono le macchine, esistono i computer, gli uomini analizzano i dati che passano dalle macchine ai computer e ripensano a come fare i prodotti. A volte è più semplice di quello che noi pensiamo, nel senso sto facendo dei pezzi di meccanica, la macchina si accorge attraverso un visore, per esempio, se sto rovinando il pezzo o no, e intervengo e so quanti pezzi sono rovinati. Dal punto di vista della formazione, cos'è questo 4.0? Far sì che il tecnico che segue la macchina sia in grado di elaborare questi dati. Qual è il passaggio successivo che noi dovremmo fare? Avere persone che siano normalmente in grado di interpretare questi dati, con delle capacità matematiche un po' più alte di quelle che oggi noi conosciamo. Il passaggio importante della formazione che sta avvenendo è questo. Primo, un passaggio fondamentale. Abbiamo garantito a livello europeo, o più o meno, ma il sentore è questo, un livello di base per tutti i cittadini europei. Questo è stato un grande risultato, anche perché tenete conto che nell'allargamento c'erano dei paesi che, o alcune regioni anche italiane, permettetemi, che non avevano un sistema educativo così evoluto, nel senso che se pensiamo a alcune regioni hanno ancora un tasso dove i ragazzi non arrivano alla terza media. Alcune regioni italiane abbiamo un abbandono scolastico che è quasi prossimo al 20%. Vuol dire che su 10 ragazzi, 2 non finiscono le medie. Questo è il dato italiano. Noi, come sempre, come Italia, siamo nelle top 10 delle classifiche, fanno peggio di noi il Portogallo e la Grecia. Noi siamo terzi nella classifica negativa in questo percorso. Mi ero illuso per un attimo, dico... Devo dirvi però una cosa bellissima, la nostra regione, se noi andiamo a vedere la regione del Veneto, è una delle prime regioni a livello europeo. La regione del Veneto ha un tasso di abbandono scolastico bassissimo, inferiore al 10%, che sono i valori che ha determinato l'Unione Europea come un valore positivo. Cos'è che dice l'Unione Europea e dove mette i soldi? Dice, bene, dobbiamo innalzare il livello qualitativo della formazione professionale, questo è. Dobbiamo andare a far sì che questa formazione professionale sia una prima scelta. La commissaria ha detto la VET è Vocational Educational Training, la formazione professionale deve essere la prima scelta per i cittadini europei, che siano giovani o che siano adulti. Perché? Perché noi dobbiamo competere sugli aspetti tecnici. Non stiamo parlando di ingegneri, non stiamo parlando di questo. Stiamo parlando che abbiamo bisogno di far sì che i nostri meccanici, anche chi lavora nella cucina, abbiamo frequentato molto
i master chef di turno, nel senso frequentato, visto dalla mattina alla sera, ma guardate che il 4.0, sapete che cos'è in cucina? È parlare con un forno, sapere che a quel forno si sta cucinando a quella temperatura, a quella pressione, e a quella temperatura e a quella pressione il panettone è venuto bene piuttosto che è venuto male, e so che cucinato 27 volte in questa forma verrà più buono. Perché non è che facciamo tutti i Masterchef. Io credo che i fantastici cuochi di Masterchef siano, scusatemi, cuochi da televisione. Il mondo reale del ristorante è altra cosa, Se è quello dove c'è... Se tornare a chiamare cuochi invece di chef avremmo già fatto un passo avanti. Esatto, allora il 4.0, l'interfaccia col forno che parla con il cuoco, è questo di cui parliamo, perché noi abbiamo anche tante volte paura quando parliamo di queste cose qui. Il 4.0, io mi ricordo quando ero giovane, abbiamo introdotto i computer, sembrava una cosa di fantascienza, ce la ricordiamo tutti. Oggi lavoriamo tutti con i telefonini, con le app, non è questo. Oggi il 4.0 è un'app su un telefonino, i ragazzi di Enape con Unox stanno elaborando queste cose, per esempio Unox è una grandissima impresa che fa forni, con le app vedono quali sono le temperature dei forni, ne hanno 5 in fila, sanno qual è. Questo è un 4.0. Ecco, dobbiamo innalzare il livello qualitativo della formazione professionale, avere dei bravi tecnici. Ecco, detto che, insomma, togliamo la tara che ovviamente l'oste vende bene il suo vino, però lei tra l'altro è rappresentante del sistema ENAIP in Europa, il sistema nazionale in Europa. Deve, secondo me, lo dico con soffrire un po' di schizofrenia, perché andare in Europa e parlare di queste cose, poi tornare nel sistema italiano, qualche problemino deve crearlo, nel senso che mi pare di capire che ci sia comunque un profondo gap culturale rispetto alla formazione professionale, perché lei parla che in Europa siete ormai oltre il 4.0, noi in Italia dobbiamo ancora arrivarci, perché ne parliamo tanto ma lo vediamo ancora all'orizzonte, e per arrivare a dire, credo che in Italia oggi ancora quando uno studia pensa al liceo, pensa all'università, difficilmente pensa come prima scelta alla formazione professionale. Allora, come si riesce a superare questa differenza tra ciò che è la formazione professionale in Europa e come viene quantomeno vissuta nel nostro paese? Beh, c'è un grande problema di comunicazione. Il nostro paese ha fatto dei passi avanti, lenti, ma li sta facendo. Guardiamo le cose positive, perché sennò... Oggi il percorso della formazione professionale, prima cosa, dà la possibilità, io parlo della nostra regione, dopo parleremo di Bruxelles, ma oggi viviamo qui, dà la possibilità di conseguire un diploma tecnico. Questo è ancora poco conosciuto dalle famiglie. C'è il senso del lavoro. Molte famiglie pensano, e molti ragazzi pensano, ma io parlo anche parto dalle mamme soprattutto, o dei papà, che fare un percorso di formazione professionale poi voglia dire avere il figlio con la tuta blu tutta sporca di grasso. Certo. Non esiste più questo lavoro, o esiste parzialmente. Oggi chi fa un percorso di meccanica industriale ha un camice bianco, mette le mani su dei controlli numerici che costano 500.000 euro. E possiamo anche dire abbiamo che, bisogno infinito. Che oggi un diploma tecnico può aprire più porte probabilmente di una laurea. Apre più porte perché prendete un aereo il lunedì mattina da Bergamo piuttosto che da Venezia e guardate quanti bravi elettricisti vanno a lavorare in Germania piuttosto che in Austria, e non è che stiamo parlando di lavoratori italiani che tradiscono il nostro paese e se ne stanno all'estero, stiamo parlando di imprese italiane che hanno commesse in un mercato unico che è quello europeo e che lavoreranno 5 giorni in Germania per installare gli impianti di un'impresa italiana. Questo parliamo. La formazione professionale è importante, questa cosa. Non è più il lavoro che noi pensiamo, l'elettricista non è più quello di una volta. Oggi l'elettricista fa sì che la nostra casa apra le serrande in automatico col telefonino, si imposti la temperatura, che il frigorifero ci dica se è pieno o è vuoto. Questa è la figura dell'elettricista. Il meccanico auto cambia l'olio, lo vediamo. Ma la formazione professionale italiana, superiamo il problema ENAIP, lei dice quella dell'ENAIP sarà ovviamente all'altezza, ma in genere il sistema della formazione professionale è all'altezza europea, che è quella che lei ha indicato adesso? E noi purtroppo nel nostro paese abbiamo due livelli. Abbiamo un livello
lo dico con dispiacere perché io vorrei che tutti le ragazze e i ragazzi e tutti gli adulti in Italia avessero le stesse possibilità. Oggi abbiamo una formazione professionale che è prevalentemente al nord Italia, che è molto legata perché è molto legata col sistema produttivo. La formazione professionale, quella che noi conosciamo in Veneto piuttosto che in Lombardia, in Friuli, è una formazione professionale che nasce legata a Don Bosco. È molto di aria cattolica e ha due cose in sé: stare vicino, accogliere le persone che sono giovani o che siano adulti e dare la possibilità di un lavoro. Nel tempo, qual è la differenza o la cosa che ci accomuna con la Germania? In Germania le grandi imprese hanno all'interno un centro di formazione professionale. La Volkswagen ha un centro di formazione professionale dentro la Volkswagen. Da noi le imprese sono piccole, non possono permettersi questa cosa. Quindi il nostro sviluppo è stato fatto così. Molte imprese piccole che insieme con i centri di formazione professionale facevano crescere quei lavoratori, quelle lavoratrici che avevano le competenze che servivano per quelle imprese. Oggi è ancora più vero perché io parlo dell'Enel, ma potrei parlare dei Salesiani, potrei parlare di altre realtà come le nostre. Molti formatori che lavorano da noi chi sono? Sono quei lavoratori che lavorano in quelle imprese, che vengono a insegnare ai nostri adulti, ai nostri ragazzi cosa serve oggi sul mercato del lavoro. Noi non abbiamo macchine per fare didattica, noi abbiamo l'ENEP ha 160 laboratori, ma macchine vere. Macchine intendo il controllo numerico piuttosto che il forno, piuttosto che i sistemi di automazione industriale. Non c'è così distanza rispetto agli altri paesi. Mi fermo qui, ma spero di avere ancora ospite Giorgio Sbrissa, non tanto e non solo come direttore generale e amministratore di ENAIP Veneto, ma soprattutto come rappresentante in Europa, insomma, di una grande organizzazione della formazione professionale quale ENAIP, perché in questa maniera, insomma, possiamo realmente allargare l'orizzonte. Grazie, buon lavoro. Grazie a tutti. A voi la prossima.